Bentornati al Suono della Parola. Vi presentiamo ora note e contrappunti, letture d'autore, scrittori, scrittrici e musicisti che scrivono di musica e di vita, con Daria Bignardi, Ramin Bahrami, Federico Vacalebre e Viola Ardone. Daria Bignardi legge alcune pagine del suo ultimo romanzo Oggi faccio azzurro, in cui racconta la storia di Galla, una donna che ha perso l'amore e che cerca conforto nel canto e nell'arte. Il maestro del coro abita nel nostro palazzo, al piano di sotto. Ci siamo conosciuti una sera che si è allagato il bagnetto della lavatrice e lui è salito a suonare. Non mi ero accorta di niente, Doug era fuori e mi ero spaventata a sentire il campanello a quell'ora. E poi cosa aveva quello da sorridere? Mi aveva mostrato sul telefono le fotografie del suo muro fradicio. Persino il letto si era bagnato. Poi mi aveva aiutato a trovare il rubinetto per chiudere l'acqua e si era scusato dell'orario, del fastidio, di tutto. Mi ero agitata, sembrava un disastro irrimediabile. E lui era troppo gentile. Col tempo si asciuga, poi si ridipinge. Tutto si sistema, stia tranquilla, mi aveva consolato. Dopo l'allagamento gli avevo dato la delega per le riunioni di condominio a cui io e Doug non andavamo mai e quando lo incrociavo in ascensore o sulle scale della cantina facevamo due chiacchiere. Mi aveva raccontato di essere vicepreside in una scuola elementare, ma la mia passione è il canto, aveva detto, spiegando che da 10 anni dirigeva un coro a San Vittore. Ramin Bahrami sceglie alcune pagine dalla sua trilogia anticonvenzionale sui musicisti più importanti della cultura occidentale. Care amiche e cari amici, sono Ramin Bahrami e augurandoci di uscire presto da questo incubo che ci perseguita e che ci toglie la possibilità di stare insieme, vi vorrei dedicare con tutto il cuore 2 brevi letture dai miei 2 libri usciti per la nave di Teseo. Durante un concerto, l'attenzione di Sebastian, un giovane amante della musica e dell'arte, è catturata dal profilo severo del suo vicino. Nello sguardo profondo che comincia ad osservarlo, Sebastian riconosce un volto familiare, l'espressione inconfondibile di Ludwig van Beethoven. Inizia così un dialogo sorprendente tra il più leggendario compositore della storia e un ragazzo dei nostri tempi. 2 spiriti affini uniti dall'inquieta ricerca del bello. E il bello oggi è più che mai necessario per far fronte alle brutture e l'emergenza sanitaria a cui siamo sottoposti. Viva l'arte, viva la musica, viva la bellezza. Una sera mi sentivo particolarmente solo e depresso e non sapevo come riempire il vuoto assordante che mi ossessionava senza lasciarmi tregua. I miei genitori discutevano animatamente. Fuori c'era il rumore fastidioso delle macchine con i loro clacson. All'improvviso mi sono ricordato che i miei compagni di liceo passavano molte serate in discoteca. Così ebbi la brillante idea di raggiungerli e di flagellare le mie orecchie andando all'Alabama, nome che è tutto un programma, con la vana speranza di sentire meno la mia solitudine, di svagarmi e di placare il mio tormento interiore, ma dopo mezz'ora, in quella gabbia di matti, avevo voglia di suicidarmi. Mi venne il respiro pesante e mi si tapparono le orecchie. Proprio in quel momento, come in un sogno, mi apparve una figura familiare che riconobbi subito come il saggio amico di cui mi sono sempre fidato. Era nonno Bach. A 100 anni dalla nascita ricordiamo il mito di Renato Carosone con la lettura di alcune pagine della biografia scritta da Federico Vacalebre.
La barca tornò sola di Mario Ruccione, classificata terza al Festival di Sanremo del 1954 nelle interpretazioni di Gino Latilla con il duo Fasano e di Franco Ricci, è una lacrimevole descrizione di una notte di Tregenda. Tra le onde cupe e minacciose di un mare malvagissimo si consuma la tragedia di una bionda straniera e sventata, finita al largo, in mezzo alla tempesta. 3 pescatori, orfani di padre, tentano di salvarla, ma ahimè periscono nello sforzo. Alla fine restano solo una barca nera, la loro, e una mamma bianca, la loro. Un esempio di super kitsch, un accumulo di sfiga senza alcuna possibilità di lieto fine. Il pezzo spopolava nell'Italietta dei Drammoni Nazionalpopolari, Gramsci mi perdoni, interpretati da Yvonne Sanson e Amedeo Nazzari, così decisi di inserirlo in repertorio ancor prima di aver trovato la chiave di rilettura. Lo adattai su un ritmo che ricordava Begin the Begin e incominciai a provarlo con il gruppo, cantando, con la mia vocina poco convinta, «E la barca tornò sola». Ascoltato 1, 2, 3 volte quel ritornello nefasto, Gegè stremato esplose in uno spontaneo quanto geniale. «E a me che me ne importa?» L'idea giusta era trovata, bastava condirla con vocine stridule. «Mare crudele, mare crudele!» Un paio di gargarismi e rumori d'ambiente. L'effetto, dicono in molti, è tuttora scompisciante e deflagrante, perché si permette di trasformare in farsa l'annegamento falso tragico, sfidando anche i tabù e le superstizioni della gente di mare, che poi era la mia gente. Una canzone miscredente contro la canzone feuilleton, una canzone che irride quella studiata per provocare il pianto o almeno la commozione, spiegheranno i soliti saggi. Per me e di Giacomo semplicemente un'occasione per divertirci un po' e regalare 4 risate al pubblico. Ci sembrava lampante che i 3 marinai tutto volevano fare, tranne che salvare la bionda. Insomma, più che di un dramma, si trattava di una spedizione erotica e a noi non ce ne importava niente. Appunto. Viola Ardone legge alcune pagine del suo romanzo Il treno dei bambini e ci conduce nella storia del piccolo Amerigo che tra separazioni, sofferenza e amore scopre la bellezza della musica. La bottega profuma di legno e colla, ci sono gli strumenti, alcuni interi e altri spezzettati che aspettano di essere costruiti. Che cosa devo fare? Chiedo io. Siediti e guarda, risponde, e inizia a lavorare. Taglia, inchioda, lima e nel frattempo mi spiega le cose. Io ascolto, osservo e il tempo passa veloce, non come a scuola. Mentre lavora Alcide parla poco, dice che si deve concentrare. Pizzica una corda, preme un tasto, mi fa vedere la differenza tra i suoni. Senti? Dice. Dalla tasca del gilet tira fuori una barretta di metallo con 2 punte lunghe, la batte sul pianoforte, l'appoggia alla cassa e si sente il suono delle navi quando partono, ma da lontano. Lo so suonare pure io questo strumento, è facile. Si chiama corista. Fa solo una nota, ma serve ad accordare tutti gli strumenti. Prova tu. Appena appoggio il corista sul pianoforte, sento un brivido che dalle dita passa nel braccio e sale fino al collo, come una volta che volevo svitare la lampadina sul comodino di mia mamma e presi la scossa, lei disse: «Ben ti sta, se la rompevi ti davo il resto appresso». Ma questa è una scossa bella, di felicità. Arriva il momento della merenda e mi accorgo che non ho nemmeno fame. Lui si versa un bicchiere di vino rosso, ci mettiamo a un tavolino e mangiamo uno di fronte all'altro, come 2 maschi grandi. Dice che questo mestiere non gliel'ha insegnato suo padre, ma ha fatto tutto da solo. Il padre faceva il contadino, a lui la terra piace, ma gli piace più la musica, ha l'orecchio musicale. Io non lo so mio padre che mestiere fa, ma decido che voglio fare anche io la musica, da grande. Gli strumenti glieli portano perfino dalle città vicine e glieli lasciano. Lui si siede al banco e piano piano li fa uscire nuovi. È bello stare a bottega con Alcide. Mi pare di essere pure io uno strumento scordato e che lui rimetterà nuovo anche me prima di farmi tornare indietro da dove sono venuto. Guarda, dice, questa è la chitarra, questo è il trombone, questo è il flauto, questa è la tromba, questo è il clarinetto. Quale vuoi provare? Il violino ci sta, chiedo io, perché Carolina, la mia amica che sta al conservatorio, suona proprio quello. Il violino è complicato, dice lui. Siediti qua. Mi fa sistemare su uno sgabello davanti al pianoforte, mi fa premere i tasti.
ed escono le 7 note che conosco io. Provo di nuovo e ancora una volta. Comincio a mischiare le note, proprio come i numeri, e i suoni diventano infiniti. Mi immagino di essere un maestro di musica come quelli che ho visto dentro al teatro quando io e Carolina ci siamo intrufolati durante le prove. Don Alcide mi fa l'applauso e io faccio un inchino. Arrivederci alle 19:30 con il World Premiere Concert, la Sinfonia degli Animali, musica e testi di Dan Brown.